una grande meraviglia. La terra ammantata di neve purissima, l'aria profumata d'acquazzina, il cielo che mannava scintilliti distinti e la cometa misa a dati e segnali che andando un posto scognito, scuro e solitario aveva successo il fatto che ne aveva di magico e di miracoloso. La Madonna, San Giuseppe, Bambinello e Sciccarello camminavano assai. Ogni tanto si fermavano a un paese, stavano qualche giorno e poi ripigliavano cammino. Lo picciriddo cresceva e più esperto diventava. E più diventava esperto e più cose dell'altro mondo si inventava. Che chi era picciriddo vero? Chi Dio era? Poteva essere uguale all'altro? Una volta la Madonna, quando io aveva 3 annuzzi, ci desse una caraffina e lo mandò a pigliare acqua alla fontana. Solo che la caraffa si cascava e io, senza confondirsi, stemmi la mantellina che c'aveva dei spadruzzi, la inchida acqua fresca e ce la portò a sua magica. A questa grande valentizia si lo stringi forte e se lo vasò tutto. Bello figlio di prego! Bello pittavero! Pareva un roccio d'oro, di capiduzzi più nanette. D'occhiuzzi d'incilesti come mari quando il mare è tavola sirena, da pelle di velluto fino e da vociuzza dolce che ti giaceva ancora e non ti lasciava più. Chisto, figlio speciale era, troppo speciale, e di mirabili se ne contano tanto. Che anziché tutti arrepitati tanto! Che anziché corpi arrepitati Nendi è troppo svogliato, di essere intelligenti, questo sì, ma non si applica, non si impegna, non studia, ne manca di rispetto. Chiama a fare, a così non può continuare, sa va a fare da così. È meglio che ve lo tenete in già, ci insegnate a falegnami e a me lo va aiuta in casa. I poveri madri e padri mortificati, se ne tornarono in già più morti capiti. Quando arrivarono in già San Giuseppe e Camaronna ci disse, t'avessi a dare una fraccata di lignati per la gran mala figura che mi ha fatto fare come esce un zacchetto. Ma ti dono l'ultima possibilità. Tu si poi. Perciò vieni di mettere da testo posto e non ci vuole altro che allora sull'onore mio con legge un demonio che te
Maria, cattia t'ascolta. E se io cazzato niuca, magari San Giuseppe era macizioso, ma ogni caso. Nella lavò, dormi se fai lavò. E la notte di Natale, e la festa principale, e facendoci un gran festino a Maria e Gesù bambino. E facendoci un gran festino a Maria e Gesù bambino. E facendoci un gran festino a Maria e Gesù bambino. Nina lavò, dormi se fai lavò. Nina lavò, dormi se fai lavò. Nina lavò, dormi se fai lavò. Tanti professori o maestro Zaccheo darrerano scanno auto. E non facci neco. Lo maestro per mettere mano avanti e non fare male compassa, che si sa come sono le maestre che ci tengono a ste cose. Prima da cominciare ci disse alle professori leggio. Sto svogliato, è venuto a scuola, picquadiare un banco. Avanti Gesù, forza avanti con l'argomento a piacere. Parlini di zocco vuoi tu e che ti diamo presto sta licenza, ti ne vai apprendista e non se ne parla più. E lo signori, vi parlo di come è fatto l'uomo. E attaccavo a parlare di sfere e complicimenti di l'opposizione, di condizione, c'è ancora qua già dei sapori di modi progressione, A voi verrà di Luciano, ti lascio, da buttare, una specie di capo sta sento la Madonna, da Ciali, da Sida di Larva, da Sida Tramontare, da Sida di Ave Maria, da Sida Diana, da Sida Don Polare di Lupi Curati, l'ossa maggiore di Grossa Menore, da Sida Polare di Sida Capo. E poi la scala di Sera Pomalizio, da subito alla donna quando cresce e quando manca, di suo quarto movimento, di nefisti, di numero di chiave, di scampare, di riforme, di Luciano, di Vecchi Milano e Calabrina, e finivo parlando dell'arco di Noè. E poi passava la scienza e disse di come è fatto l'uomo, l'ossa, i vini, i nefi, lantere, di come sono fatti là al mare, tutte le specie di bestie, e poi di arbori e di giugni, di tutta la natura, di come si vitiglia e di come si semina. E ancora di altre cose che mente umana non può concepire. Fino una buona e senza mai firmare si parlò lo signore, che ancora dire basta. Che allora poteva continuare in eterno. Che sempre dico e replico, i due signori è, che non c'è nulla stesso a idro. All'occhiero tutti pari, e un maestro Zaccheo con le lacrime all'occhio si sosio e ci disse: Gesù, di sto momento ti chiamerai maestro. E a così fu.
Iddio, fu lo tempo degli ultimi miracoli di Gesù. Di tanto quando ne faceva qualcheduno non lo sapeva e non lo s'accorgeva. Di tanto non lo seppi più né di vino né il suo mistero. Fino a 30 anni, quando suo padre dalla valle dello fiume Giordano, parlando di lo cielo, lo presentò a tutti i genti dicendo: Cristo è lo figlio mio diletto. Ad Dio gloria, venerazione, potenza e dominio, ora e sempre, da tutti i secoli dei secoli. A